Mentre stanno arrivando piano piano tutti, io dico due cose, sia a loro che a te riguardo questo progetto che è arrivato nella sua fase preconclusiva, perché in realtà è una fase comunque preconclusiva, questo concetto della cura e questo collegamento comunque con l'arte e soprattutto con i ragazzi giovani, con gli studenti. In realtà si concluderà nel mese di marzo, io ho paura a dire le date, quindi dico metà marzo perché le abbiamo fissate, ma siccome è sempre slittato tutto e slitta tutto continuamente, questo progetto sulla cura si concluderà con l'esposizione dei progetti che sono stati realizzati sia da dei ragazzi di una scuola artistica, artigianale, perché comunque costruiscono proprio con le loro mani i progetti, quindi neanche di design, proprio dei veri e propri artigiani a Ruffec, e dei ragazzi che ho seguito io lo scorso anno all'Accademia Tiepolo di Udine. Questi progetti verranno esposti allo showroom di Moroso, che è una grandissima azienda di design che ormai è riconosciuta in tutto il mondo, e poi manderemo invece i loro progetti, gli iscritti, e quindi tutta la fase progettuale di costruzione alla Galleria Mimala, la Mimala Gallery ad Helsinki, con cui abbiamo iniziato una collaborazione dallo scorso anno, proprio durante il periodo di convalescenza, di chiusura. E quindi è molto bello, no, avere a che fare con un progetto che è stato scritto, strutturato, ovvero di far pensare ai ragazzi a come sarà la casa in questa che è stata definita, no, dopo l'antropocene e il pandemiocene, quindi in un'epoca di pandemie. E loro si sono occupati proprio del concetto della cura. Oggi invece chiudiamo la mostra proprio intitolata Take Care of Yourself, che ha inaugurato un paio di settimane fa e giunge oggi alla sua conclusione. Volevo citare anche poi gli artisti che sono Niccolò Bruno, Elisabetta Calligaro e Andrea Darcier, che Andrea Darcier è il vincitore di un progetto di residenza in un'isola di una settimana, dove è rimasto da solo a produrre, no? Pensare anche lì ad un progetto in solitudine. E poi di Anastasia Parvanova, Michele Seffino, Thomas Antonelli e Martina Zanin, che si trovano poi nell'altro spazio. Quindi diciamo che ci sembrava doveroso poi concludere da un lato questo progetto e avviare poi un dialogo su quello che saranno i lavori poi che esporremo da Moroso e ad Helsinki con un tuo intervento, partendo proprio da un libro che noi qui abbiamo a disposizione, quindi se le persone saranno interessate lo possono acquistare qui grazie alla collaborazione poi che abbiamo con la libreria qui di Cervignano, e siamo capitate a te, come mi hai chiesto tu al telefono, facendo chiaramente delle ricerche inerenti a l'arte, la cura e la medicina. Non ci interessava l'arte terapia, perché poi le cose vengono spesso confuse, quindi sì, certamente l'arte ha questa funzione di attivare tutta una serie di sensorialità legate al benessere, legate alla cura, ma non si tratta in questo caso, né nel tuo lavoro, né poi abbiamo scoperto nelle ricerche e nei laboratori che ho fatto io anche in vari centri, sia nel centro di malattie rare qui a Udine, che poi assieme ad una mia collega con lo yoga, non sono arte e terapia, sono comunque un modo per aiutare un po' la diagnosi e l'osservazione da tutte e due le parti, no? Poi ce lo spiegherai molto bene tu, ed è chiaramente poi rappresentato in questo libro. Prima di partire quindi da quella che sarà poi la domanda che vorrei che arrivasse, poi attivasse l'apertura, la presentazione di questo libro, volevo presentare te, che sei comunque direttrice del laboratorio di arte Medical Humanities della Sapienza dell'Università di Roma, e poi ci racconterai come è nato anche questo progetto che è unico nel suo genere in Italia e che ha chiaramente una derivazione americana, perché poi ci siamo dette, no, che gli Stati Uniti in questo sono molto, molto avanti, e che chiaramente il tuo ambito di ricerca è incentrato sull'osservazione
su due definizioni che mi sono piaciute molto, ovvero umanizzare la cura e una che mi piace tantissimo, che è la tolleranza all'ambiguità. E siccome stiamo vivendo in un'epoca ambigua sotto molti aspetti, questo penso sia un punto che veramente mi piacerebbe che tu ci raccontassi. E quindi questo libro ci racconta di come l'arte possa avere un ruolo centrale nella formazione, quindi non arte come terapia per i pazienti, ma l'arte come formazione per chi studia medicina e non solo, no? Io in questi ultimi anni sto leggendo molti testi che riguardano la medicina integrata e quindi anche, no, il fatto di avere la capacità di unire la medicina allopatica tradizionale convenzionale con quella che noi chiamiamo non convenzionale, perché chiaramente non appartiene alla scienza, no? Non è comunque non è provata, però in realtà da qui noi ci apriamo chiaramente ad una grande tematica che è quello dell'individuo e di quanto sia importante la singola persona, no? Quanto non bastino invece avere una diagnosi e poi da lì dare la cura. E siccome mi hai detto che sei una chiacchierona, io ti lascio subito la parola. Hai il microfono acceso? Allora, tutti di nuovo il sito e niente, io ho preparato delle slide perché appunto il mio libro parla di arte, l'arte è immagine e quindi secondo me le immagini possono aiutare. Volevo in qualche modo quindi poi ovviamente qualsiasi domanda aspetto domande poi alla fine quindi per chiarire meglio, però cerco insomma di partire, di cercare in qualche modo di dare un'idea di cosa tratti questo libro e da come è nato. Allora diciamo che è nato per caso, io sono storica dell'arte, non sono un medico, ho una figlia medico che in qualche modo mi ha aiutato da giovane, ma per caso mi è stato richiesto di fare un'attività didattica elettiva per un corso di laurea in medicina su arte e medicina. Ho incominciato a fare ricerche e in Italia non mi sembrava ci fosse nulla e quindi ho fatto una ricerca in inglese sui motori di ricerca e ho scoperto che negli Stati Uniti utilizzano l'arte per la formazione dei medici, degli infermieri, dei psicologi, dei farmacisti, degli insegnanti, ossia ci sono dei metodi pedagogici di educazione attiva proprio per la formazione e lo sviluppo di competenze. Quindi ho fatto, vi raccontavo, vi racconto, ho fatto questa mia prima esperienza, ho pubblicato un articolo e come si dice banalmente, le volte succede, questo articolo in inglese è stato intercettato e sono stata invitata a New York a un forum su arte e medicina, arte e salute, eccetera, e quindi niente, ho cominciato ad approfondire e a fare ricerche nel settore. Durante il mio workshop sono stata sollecitata a scrivere un testo che in qualche modo rappresentasse questo tipo di, come possiamo dire, di attività e perché essere utile nell'ambito della divulgazione. E appunto, come si diceva, le arti per la salute e il benessere. Io parlo di arti perché oggi parliamo di arte visiva, ma le arti, la musica, il teatro, la letteratura, insomma, tutte le arti in realtà, anche non considerandole terapia, tra virgolette, hanno un ruolo fondamentale per sviluppare il benessere, il famoso benessere a cui tutti dovremmo tendere. E c'è un documento proprio del 2019 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che mette a disposizione degli studi proprio sulle evidenze, sulle prove di questo tipo di appunto, risultati nell'ambito della
invece la cosa, anche se diciamo è parallela, qui stiamo parlando dell'arte proprio come strumento di formazione. E nel libro vengono trattati le tematiche dell'arte e della medicina, la cura dell'arte, l'osservazione dell'arte, parte dell'osservazione e alcune, diciamo, la rappresentazione di alcuni metodi, di alcune esperienze e di risultati che si sono ottenuti praticando questo tipo di attività sia con gli Vincenzo, studenti. scusa, ti interrompo un secondo. Puoi togliere la presentazione così vediamo te, poi quando parti con le immagini. Ah sì, Sì, così almeno. ma ci arriviamo subito alle Ok, immagini. ok, allora come preferisci. Sì, sì. Allora, ho portato delle immagini perché la cosa, appunto, quando parliamo di medicina dell'arte, perché parliamo di medicina e arte? Allora, io ho scoperto, perché appunto quando uno comincia a viaggiare in sistemi nuovi, poi scopre delle cose nuove, e anche se cioè, magari era passato accanto alla rappresentazione di quelli che sono le relazioni tra gli artisti e i dottori, in special modo gli anatomisti, di secoli e secoli fa, per scoprire quanto l'artista era uno strumento di conoscenza per i medici, per gli anatomisti, quando era vietata la dissezione dei cadaveri. E proprio opere di questo tipo, dove si vedono proprio le parti anatomiche messe a rilievo, erano le opere frutto dell'osservazione degli artisti del ginnasio che venivano messe a disposizione e venivano utilizzate anche dai medici dottori dell'epoca. Ma qui arriviamo appunto alla rappresentazione, ma diciamo che la maggior parte degli artisti del Rinascimento fanno studi di anatomia collegati alla realizzazione delle opere d'arte, ma questo è l'esempio appunto degli esempi di Leonardo. Ma l'altra cosa è che c'è un'opera, per esempio, un cadetto molto molto piccolo che è alla Galleria Borghese di Roma, in cui c'è una lezione di anatomia per artisti fatta da Michelangelo. E qui possiamo vedere, vedete, c'è un cadavere che è a disposizione degli artisti e dell'artista per eccellenza che fa una lezione proprio Ma di ci stai anatomia. facendo vedere le immagini? Sì, No, non le vediamo, vediamo il tuo PowerPoint con la prima con l'arte. andando avanti, aspetta, allora, facciamo così. No, allora, no, no, perché io stavo andando avanti, ma faccio allora un altro tipo di condivisione, vediamo se questa volta, vediamo se questa volta funziona. Ok, ecco. A questo punto. Perfetto, adesso ci siamo. Adesso vedete, Esatto, ok. sì, 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 sì. Se vuoi puoi Allora, metterlo anche a pagina piena e poi sì, magari. eccolo qua. Allora, Ecco. questo è il discopolo di cui parlavo, l'immagine, qui abbiamo la rappresentazione degli studi anatomici di Leonardo, questa è l'immagine appunto di Michelangelo che è circondato di artisti con un corpo a disposizione per la loro lezione. Ma abbiamo anche esempi, cioè voglio dire, di come viene rappresentata la cura dell'arte. E qui per esempio il salasso, una delle cose per eccellenza del salasso si parte dal IV secolo a.C., presente in un vaso, in un cavallo che è al Louvre per esempio, e qui possiamo trovare la rappresentazione della cura. Questi sono solamente alcuni degli esempi, ma arriviamo al che a un certo punto negli Stati Uniti, ma questo parliamo già degli anni 50-60, si incomincia a pensare di utilizzare un approccio del destino delle medical humanities, ossia discipline umanistiche, tra virgolette, nell'ambito della formazione per accompagnare la formazione dei medici. Diciamo che fino a quel periodo noi abbiamo avuto un approccio biomedico, ossia il corpo è considerato una macchina, la malattia come un sombasto, e questo si affidava molto, e ancora adesso bisogna superare questo modello, a quelle che sono indagini strumentali, dimenticando che oltre
ai guasti del corpo, dalle patologie, dobbiamo tenere in considerazione l'aspetto anche psicosociale collegato alla persona. Qui arriviamo, e ovviamente ci sono le competenze, la famosa tolleranza dell'ambiguità che aveva citato, le competenze del personale di cura, quindi c'è l'attività esame fisico del paziente, il pensiero critico, l'empatia, il lavoro di squadra, la comunicazione, la resilienza, quindi il fatto di poter trovare delle strategie per superare lo stress e il burnout, e in questo periodo è proprio oltre alla tolleranza dell'attività, ci sono delle capacità che servono, che dovrebbero essere per le quali gli operatori della cura, proprio per il periodo che viviamo, dovrebbero insomma essere aiutati a sviluppare e a migliorare. In particolare la tolleranza dell'attività è proprio quella che ci permette di trovare delle strategie di fronte a delle cose che non comprendiamo o che sono confuse e che quindi permettono di trovare delle strategie, che sia anche quella di consultarsi, di comunicare con altre persone, con una comunicazione professionale e interprofessionale che possa aiutare. Qui abbiamo tra le competenze abbiamo la capacità di osservazione, la capacità di comunicare, eccetera. E appunto vi dicevo, tutto questo legato all'approccio biopsicologico sociale. L'approccio biopsicologico sociale che indica e bisogna mettere al centro del processo di cura del paziente, introduzione della medicina umanistica, lo sviluppo di un approccio empatico olistico globale, ossia io devo tenere conto di tutto ciò che riguarda la persona. E arriviamo a un gioco che facciamo adesso insieme, questo abbiamo concordato anche di fare le slide, oltre che di farvi insomma introdurre quello che potete trovare in questo volume, ma anche di che cosa stiamo parlando. Allora io adesso vi mostro queste immagini, provate a individuare che cosa c'è nella prima, che cosa c'è nella seconda, c'è nella terza. Un toro? Un toro? Detto di so. Bravo. Ha mandato fatta via l'immagine, però. L'hai tolta apposta l'immagine adesso? Era così veloce? Sì. L'ho mandata via io l'immagine. Ok, allora dicono un toro, un gufo. È un ariete, una specie di... Allora, nella prima immagine che hanno visto? Prima immagine. Io dico toro, mi è sembrato. Io dico Toro. Nella seconda? Foglie. Allora, quindi nella foglie. E nella terza un gufo. Un gufo. Allora, perché io ho fatto questa cosa così veloce? Di solito le faccio vedere e poi conto 3, 2, 1. Perché quante volte noi, cioè davanti a noi, passano le immagini per questo tempo così minimo e quante volte il personale di cura posa gli occhi su di noi, per quanto tempo. Questo adesso andremo a vedere le immagini una per una e quindi avrete modo a questo punto invece di attivare un minimo di capacità di osservazione, anche perché guardare non è vedere. Voi avete visto, non avete guardato, non avete osservato. Adesso io vi do la possibilità di osservare. Ovviamente non abbiamo tanto tempo, però vediamo. Questa è la prima. Qualcuno forse aveva individuato foglie, ma se osservate che cosa potete vedere di altro? Sono foglie, sì. Foglie autunnali, marroni, nere, sì. Guardate un po'. Guardate, Mi dicono lumaca, la faccia di un cane. no, guardate un po' qui che cosa sono queste. Un occhio. Di chi? Sì, sì. L'hanno Sono detto. rane, rana. Sono delle rane. Avete presente? Ci sono gli animali che si mimetizzano, no? Queste sono rane che appunto che si mimetizzano, si chiama le foglie.
Avete visto, però ci vuole tempo e poi io vi ho anche in qualche modo vi ho guidato nell'osservazione. Ma voi in questo caso avete fatto un processo che è stato quello di cercare di comprendere quello che avevate di fronte e di collegarlo anche al contesto. Questo è ancora un po' più difficile, È su però. Sassolini, in una spiaggia, E questo Sassi, vecchiaia, e qui c'è un ragno, un ragno, un arachnide. Guardate, un ragno. Che si scuriscono un po' le immagini da Il schermo. testo è troppo difficile. Però è più comunque, facile dallo è schermo. chiaro che è studiato, è complicatissimo. Però, e poi invece arriviamo alla terza, e questa è la Pipistrello? individuata, può essere un buco, una civetta, a seconda C'è un delle proprie pipistrello cognizioni. che sta Ma aprendo le questa ali. perché? Eh? C'è un pipistrello che sta aprendo le ali. Un buco dentro il Un buco. La riesci a sentire, Vincenza? Sì, sì, sto sentendo, questo è un buco. Un buco. Allora, la cosa è questa, io l'ho sentito, insomma, che l'avete detto, buco, civetta, eccetera, perché effettivamente questa è un'immagine, a parte che poi ci sono le caratteristiche di questo animale sono in evidenza e sono abbastanza familiari. Questa è, allora, questo di cui abbiamo parlato, ovviamente, capite che è solamente un gioco, ma per farvi comprendere in realtà quanto dobbiamo intanto capire la nostra percezione, ma bisogna fare dell'esercizio per poi andare oltre quello che è una visione e di poco tempo e senza soffermarsi sui dettagli. Ma questa cosa è fondamentale per i medici, ma addirittura l'osservazione della realtà e di tutti i dati riguardanti il decorso della malattia, l'attenzione particolari, è quello che diceva un certo Ippocrate di Kos, uno su cui appunto i nostri studenti poi alla fine giurano, no? Quando si diventa. E quindi abbiamo detto, c'è stato appunto il modello biopsicosociale cerca di recuperare il collegamento tra la scienza, se vogliamo dire, tra la medicina e le arti. Noi appunto ci occupiamo di arte. Ma questo perché? Perché in qualche modo il positivismo si è tentato di trattare la medicina come una scienza esatta, ma la medicina non può essere una scienza esatta proprio perché noi dobbiamo tener conto, no? Chi è che si occupa della cura, di tutta una serie di altri del contesto appunto in cui vive l'individuo, delle sue relazioni sociali, dei suoi aspetti psicologici che sono fondamentali per la cura. E in questo caso, appunto, vi dicevo, interventi indicati sono di diverso tipo, tra questi ci sono alcuni di questi vengono trattati nel libro e l'altro discorso è che ovviamente mentre si fa questo tipo di formazione si migliorano le competenze, in realtà noi cerchiamo anche di limitare lo stress e il burnout. Questi corsi poi vengono fatti appunto non solo negli studenti, ma si fanno negli ECM, con i medici, con gli infermieri. Abbiamo fatto un corso in office proprio vicino Trieste l'anno scorso, con dei risultati insomma molto interessanti, quindi nel personale dell'office, proprio perché come siamo partiti, l'arte può essere terapia, questo tipo di come si dice, attività può aiutare anche da questo punto di vista. Quindi ritornando alle competenze, abbiamo le competenze e la limitazione dello stress e del burnout. Questa è una frase che mi piace molto perché è di una Reilly, che è una ricercatrice oggi negli Stati Uniti, ma ha scritto questa frase quando era studentessa e ha fatto questo tipo di attività, che diceva appunto la mia mente non vedeva cose che gli altri hanno portato alla mia attenzione, un po' il gioco che abbiamo fatto, no?
fogli e rane, poi ho cercato di indicarli, il quadro non è cambiato, ma le mie percezioni di esso è cambiato attraverso questa osservazione. E questo quindi diciamo che ecco, ho cercato di riassumere quelle che sono, quello che è la cosa di cui mi occupo e che ho voluto raccontare in questo testo, che vuole appunto cercare di spiegare, di divulgare questo tipo di attività, io credo molto importante. Poi in questo periodo, diciamo, se ne sente veramente il bisogno, perché noi formiamo cultura, ma siamo anche in grado, attraverso queste attività che coinvolgono l'arte, di dare una mano ai curanti, ossia se loro sono in grado di stare bene, sicuramente possono far star bene i propri pazienti. Bravo. Grazie. Grazie. Sono stata sintetica, però Pedro avete capito che c'è un mondo, sì. Io Vincenzo, prima di lasciare la parola ovviamente alle persone che sono qui, e visto che come insomma alcuni qui sanno e come ci dicevamo telefonicamente, anch'io diversi anni fa ho cercato appunto di portare l'arte, come dicevi tu, sì, era forse la mia era più arte terapia, però comunque era un modo, perché si rivolgeva ai pazienti, però comunque era un modo per portarli all'osservazione, no? E ti dicevo come questo poi diventa interessante da un punto di vista medico, quindi i medici reimparano a osservare il paziente, perché comunque hanno dimenticato l'osservazione, l'intuito, il tatto, hanno quasi paura, no, di toccarti, e quindi tutto viene mandato. Qui dei dottori, dei medici mi dicono di no, che non è vero, che non succede. Dai, ce n'è ancora qualcuno. E soprattutto quelli giovani, le nuove generazioni hanno un po' più di contatto fisico, oppure i vecchi medici, no? Quindi c'è questo divario, però in realtà hanno dimenticato l'osservazione, non ti guardano più neanche in volto e scrivono direttamente, tu gli dici cos'hai e ti danno subito, no? Una cura che secondo loro dovrebbe valere per tutti quelli che hanno quei sintomi. Dall'altro lato, più che per l'artista, ma per chi guarda l'arte, si insegna ad osservare, no? Quello che comunque, soprattutto oggi, in una società delle immagini, ci sfugge continuamente, no? Quindi c'è questa attenzione sulla quale tu comunque ti soffermi molto sul tuo libro, no? Comunque tutto il libro è basato sull'osservazione, sulla resilienza e appunto su quella tolleranza all'ambiguità che mi è piaciuta molto. E volevo chiederti, e forse questa è la cosa più interessante, visto che sei stata la prima in Italia e sei anche l'unica, mi pare, o forse adesso qualcosa si sta muovendo, perché poi ci sono anche altri ambiti che guardano più il contesto che l'arte. Come ti sei proposta a dei futuri medici, no? Comunque a delle università, a delle figure che comunque si stanno preparando per diventare medici, e come questo è stato accolto, visto che comunque l'arte ancora viene considerata quasi, no? un diversivo, il tempo libero, no? Quindi non ha questa valenza così forte, così importante. Cioè c'è, sì, ma... Sì, no, allora, la cosa interessante è stata che nell'ambito degli studenti di medicina e di scienze infermieristiche, che abbiamo fatto di Sapienza, ma adesso quest'anno, diciamo, l'anno scorso abbiamo iniziato anche all'Università dell'Aquila, perché si comincia ad avere interesse per questa cosa, e gli studenti, allora il discorso è questo: come viene presentata l'arte? Gli studenti discutono davanti a un'opera d'arte che non conoscono. Ovviamente quest'opera è scelta da me con degli obiettivi, quindi il metodo di visual-artistics che non ho nominato perché appunto poi nel libro ne parlo del metodo appunto che si utilizza ad Harvard, a Yale, nelle grandi università americane.
ma anche altre attività che ti permettono, tu parlavi del tatto, ma per esempio abbiamo udito, abbiamo parlato della differenza tra osservare e vedere, ma la stessa cosa c'è tra sentire e ascoltare. Noi a volte sentiamo, ma non ascoltiamo, perché per ascoltare o per osservare dobbiamo mettere in moto le nostre attività cognitive e quindi diciamo rimettere in modo, come dicevi, i nostri sensi. E devo dire l'hanno accolta molto bene perché questo tipo di attività, cioè i commenti degli studenti, ma anche poi i commenti degli specializzanti che abbiamo fatti con gli specializzanti in medicina generale, ma i medici in alcuni ECM che sono stati organizzati. ehm, allora, da parte dei ragazzi, dei più giovani, c'è stato l'idea, allora, intanto apprezzare che possono esserci diversi punti di vista ed essere liberi di poterne parlare, di poter condividere e quindi davanti a una immagine poterne discutere senza problemi, quindi aumentare la self-confidence per esempio è molto importante, non avere timori e cercare le strategie, ma capire quindi. E questa cosa l'hanno molto apprezzata. Io faccio alla fine dei miei corsi no, dei questionari che in qualche modo, oltre al fatto che valuto, ho messo a punto una griglia per la valutazione dello sviluppo di competenze, quali proprio il SORM, il pensiero critico, eccetera, e ci sono dei risultati. Questa griglia adesso comincia ad avere, come si dice, ad incuriosire per esempio alcuni rappresentanti degli Stati Uniti che mi stanno scrivendo perché vorrebbero anche loro utilizzarla proprio per verificare la bontà del metodo. Ma oltre a questo io faccio dei questionari in cui chiedo proprio, secondo voi è utile? E loro mi dicono sì, mi dicono per l'osservazione, per la comunicazione con il paziente, per comunicazione con i colleghi. Effettivamente sono gli studenti stessi o poi i medici, anche anziani del PDCM, poi li facciamo anche con le persone che sono più grandi, effettivamente viene apprezzata questo tipo di attività perché appunto ovviamente non è andare in un museo e guardare l'opera d'arte. Noi andiamo anche nel museo, cioè andavamo fino a prima della pandemia, almeno un incontro venivano portati al museo, quindi per fargli vedere come questo tipo di esperienza potesse essere fatta nel museo e dare gli strumenti affinché loro stessi potessero tenersi in gruppo e fare delle visite al museo e quindi tentare ugualmente di avere delle strategie per poter imparare. Ma la cosa, appunto, adesso lo facciamo a distanza, funziona ugualmente, sappiamo, ma la cosa importante è che sono loro che appunto non è che stanno di fronte a un'opera anche per 20 minuti discutendone, ovviamente guidati da me o da altri miei collaboratori che fungono da facilitatore e questo permette di sviluppare queste competenze, di apprezzare, cioè sono apprezzate, quindi ci sono studenti che iniziano al terzo anno, proseguono il quarto, arrivano al quinto, come gli studenti di scienze infermieristiche. Al quinto anno noi facciamo un'operazione che è quella di passare dall'immagine artistica all'immagine di tipo clinico. Quindi questo il ragionamento che viene sviluppato attraverso queste tecniche viene poi applicato alle immagini cliniche. È un po' questo l'obiettivo, nel senso l'obiettivo degli Stati Uniti e diventa l'obiettivo dei miei corsi. Fare in modo che dall'arte io acquisisco delle capacità che possano essere poi applicate all'immagine clinica, al rapporto col paziente e poi, diciamo, appunto, attraverso l'arte io posso, per esempio, ho fatto degli esempi di arte, ma quante volte entriamo in un museo e possiamo, io dico sempre, perché non vi ponete davanti non a 30 opere, cioè ci sono le persone che
perché magari educati in questo modo che arrivano in una mostra, arrivano in un museo, le guardano e se ne vanno. Invece magari l'esercizio potrebbe essere quello, andiamo magari anche in 2 o 3 persone, mettiamoci davanti a quelle opere che in quel momento ci attivano, magari un paio, e facciamone un paio per volta, e in quel museo, in quella mostra ci ritorniamo, e perché ogni opera, come vi dicevo, che sia astratta o che sia figurativa, può parlare a noi in modo, cioè a ognuno di noi in modo diverso, perché noi possiamo rispecchiarci nell'opera in questo modo. La cosa che vi suggerisco, spero che leggiate il libro, ma è proprio quella di cambiare approccio rispetto all'opera d'arte, perché questa modifica, cioè questo cambiamento, indipendentemente dalla formazione, può essere una buona cosa per tutti, ci si forma in questo modo. Una cosa che aggiungerei è che per esempio questo tipo di metodo, quindi può essere poi applicato ai pazienti, con dei medici abbiamo applicato su pazienti di lupus, che sono in sala lo conosceranno, e la cosa interessante è stata fare un paragone, mettere diciamo, a confronto i risultati dell'impatto di questi metodi sui pazienti con i risultati di questionari relativi all'intelligenza emotiva. Le persone che hanno frequentato questo tipo di attività hanno avuto migliorato alcune sezioni dell'intelligenza emotiva parallelamente allo sviluppo di competenze. Chi non ha frequentato è rimasto lì, anzi forse in qualche modo è regredito. Quindi per dire che effettivamente l'arte può aiutare, alcuni metodi pedagogici che utilizzano l'arte possono essere veramente vincenti in tutta una serie di settori e nell'area medica, sanitaria, di cura possono essere veramente importanti. Grazie. Allora, se si parla di arte, no? Si può parlare anche di musica. Mi viene in mente sempre un esempio, che dicono che nelle mucche si fa sentire Mozart fanno più l'arte, quell'esempio lì, tempo fa. Cioè l'arte non è solo come quadro, come opera artistica, ma l'arte è anche musica. Tipo nella zootecnia, signora vede che a noi, sì, nella zootecnia so che sentivo parlare tempo fa che in certe ambientazioni di zootecnia facevano sentire alle mucche Mozart, Beethoven, e loro, sentendo queste musiche così belle, così suadenti, facevano più latte. Quindi praticamente l'arte può aiutare al benessere. In questo caso è il caso degli animali, sì. Anche per le piante, no? Anche per le piante, sì, che diventano più verdi, non so. Sì. C'è questo l'arte va bene, perché è una cosa bella. Che lo dimostra, lo dimostra proprio che tutte le arti, il teatro, fare teatro, leggere, in Italia quello che viene molto utilizzato nell'ambito delle mediche animali è la medicina narrativa, che ha altri obiettivi, ovviamente anche quelli importanti per l'umanizzazione delle cure, per il rapporto con il paziente, per il rapporto empatico, eccetera. Quindi ci sono esperienze, sono stata a un congresso appunto di pedagogia medica, adesso forse 4 anni fa, perché adesso i tempi della pandemia sono saltati, e per esempio c'era un'esperienza di teatro fatta a Napoli con gli studenti proprio per mettersi nei panni del paziente, mettersi nei panni del medico, come voglio dire, per sviluppare l'empatia. Quindi lo stesso discorso, no? Si faceva dell'ascolto attivo, io lo posso fare attraverso l'arte, ma lo posso fare anche sentendo la musica. Cioè, quello che dicevo, sentire e ascoltare. Io quante volte sentite qualcosa che ha rumore di sottofondo? Poi mi fermate, ponete attenzione, a quel punto il rumore di sottofondo diventa qualcosa di concreto. La musica forse può anche aiutare a distinguere e quindi i diversi suoni, e quindi magari ascoltare, a sviluppare l'ascolto attivo che ti permette anche dal tono della voce non solo di comprendere ciò che viene detto, ma anche quella persona come ve lo sta raccontando,
cosa c'è dietro e quindi può aiutarli a comprenderlo meglio. Ma infatti secondo me il punto, no, interessante, affascinante di quello che fai tu è dato dal fatto che tutto questo non viene rivolto ai pazienti, no? No? Ma viene rivolto a chi cura le persone, quindi è lì, no, che sta la distinzione. E devo dire, io ho proprio finito il corso che ho fatto con gli studenti di scienze infermieristiche della magistrale, per cui sono studenti, ma in realtà sono già infermieri e già lavorano e devo dire quanto anche abbastanza triste vedere qualcuno di loro che stava al lavoro tutto bardato e cercava di seguire la lezione. E io ho detto benissimo, non c'è problema, quello che riesce a sentire va bene perché secondo me si fa bene. E loro non hanno detto che mentre abbiamo fatto questa attività, un po' lo vedo quello che succede, quando io faccio questa attività le persone perdono il controllo del tempo. È un'ora e mezza diventano 2, ma nessuno guarda il telefono, nessuno, cioè veramente si crea una zona di comfort. E allora questo secondo me è una cosa positiva per il personale di cura. Migliorare le competenze, ma anche attraverso delle attività che creano una zona di comfort e che quindi in qualche modo ricaricano quelli che sono le persone che devono fare un certo tipo di attività. Ci sono altre domande? Gli ex medici, sai? Per me sono cose vecchie, insomma, sono cose risapute, cioè il discorso, la medicina, in fondo ha una senso umanistica, forse negli ultimi tempi è diventata più scientifica, ma in effetti è sempre stata umanistica. Quindi se al centro c'è l'uomo e quindi tutte le attività artistiche fanno parte dell'uomo. Il discorso dell'empatia, della conoscenza, del mettersi nei panni degli altri o dell'osservare. Per me è banale, forse perché sono un medico della vecchia generazione e sono cresciuto con la semiotica. Adesso non so non c'è bisogno di andare a cogliere i segni, andavamo a cercare, quindi il discorso probabilmente la nuova, adesso non so che mi manca l'affronto, però non so cosa insegnano adesso all'università, però probabilmente andare avanti a forza di tecnologia esagerata, che sicuramente serve ed è utile, però ha scalzato forse quella parte, diciamo così, la semiotica forse quasi non so se si insegna o come si insegna più all'università, ed era diciamo una delle materie principali perché era quella che cogliere i sintomi, da quelli fisici e poi chiaramente anche quelli psicologici, l'empatia, di entrare in comunicazione. Queste sono cose che sicuramente, diciamo così, un atteggiamento, una cultura umanistica trova purtroppo necessariamente in questo tipo di professione. Un po' il danno è che negli ultimi tempi si è sviluppata maggiormente l'aspetto scientifico-tecnologico, dando meno spazio a quello che sicuramente ha dei fatti positivi e riscontri positivi, però forse sta tolto un pochettino di quello. Forse anche come tempo a disposizione, quando dice il medico, e forse tu avevi una brutta esperienza, nel senso che dice, i medici ascoltare, stare. Per noi, dico della vecchia generazione, questo è basilare. Cioè il discorso di stare ad ascoltare il paziente, ascoltare, non sentire, ascoltare, guardare e osservare, ecco. Sono cose, diciamo così, la mia generazione è cresciuta con questo tipo di input, con questo tipo di educazione, ecco. Sì, posso dire che ciò che sta dicendo lei è quello che ho letto in uno dei primi articoli americani, ma poi insomma, ne parla anche in Italia adesso, insomma, della crisi della semiotica, e si parlava che proprio l'articolo era proprio su le indagini strumentali sono per carità una cosa fantastica, ma hanno ridotto diciamo, la capacità semiotica, quindi anche all'università a un certo punto si è dato meno tempo. Infatti io insegno al terzo anno in metodologia clinica, cioè i miei corsi sono collegati a un modulo collegato a metodologia clinica e semiotica, quindi insomma ci siamo, proprio perché
Questo è il motivo della crisi e quindi la necessità di introdurre queste attività per colmare questo gap che si è creato purtroppo tra medico e paziente proprio per tutta una serie di scelte che sono state fatte nel corso del tempo. Quindi siamo d'accordo. Una considerazione. Io ho lavorato con Nando per molto tempo. I medical umanics e la medicina narrativa sono sicuramente affascinanti nel corso della mia carriera. Quando ho potuto ho cercato di leggere qualcosa e sicuramente sono stati arricchenti. La semiotica è in forte crisi, in fortissima crisi, e ormai si parla di già una sostituzione della semiotica con l'uso dell'ecografia nella mano del clinico non più del radiologo. E stanno uscendo dei testi, due in particolare in mente, uno americano e uno italiano, dove parlano della semiotica del XXI secolo. Quindi nasco con un clinico che ha portato la semiotica ai massimi livelli e a quello era legato, però devo dire che sicuramente l'ultrasonografia un valore aggiuntivo dal punto di vista diagnostico lo dà, quindi bisogna integrarla e riconoscerlo, senza dimenticare il valore della semiotica, questo è un elemento importante. La seconda cosa però che dobbiamo, poi concludo, che non si può dimenticare è il tempo medio paziente che un sistema aziendale lascia, perché io lavoro in un pronto soccorso, in un turno di 6 ore, 20 pazienti, basta fare 20 diviso 6 e si arriva a capire il tempo che non puoi non ottenere il ritmo. Gli articoli di protesta, 12 ore in pronto soccorso, la settimana scorsa ero a Roma e la taxista mi disse io con mio padre ieri sera, dottore, 7 ore a San Camillo, non mi ricordo dove. Questa è la condizione poi reale, questo si scende nel mondo reale. Io non so la sua esperienza con i medici che lavorano qual è, ma ci sono poi degli ostacoli per l'applicazione di tutto questo che trovo estremamente affascinante. Quella frase, osservare i dettagli. In 6 minuti io vedo difficile arrivare a osservare i dettagli. Questo fa poco, no? Ma appena ci si conosce. No, allora io concordo e devo dire che essendo poi stata paziente, ma paziente di un certo tipo, nel senso che io ho avuto degli interventi abbastanza insomma, importanti e mi sono resa conto che ho bloccato in una sala operatoria un infermiere che stava sbagliando braccio nel mettere la cocannula e questo mi ha guardato per dire ma lei che cosa ne fa? Per fortuna l'ho bloccato perché stavo sbagliando braccio e non era colpa sua, probabilmente c'è stata una comunicazione che non è andata, quindi non è. Allora il discorso è questo, io credo che sicuramente c'è un problema legato anche, io non lo volevo dire però insomma mi ci ha portato. Concordo, il problema è un problema politico nel senso che se nelle strutture io ho 5 minuti, 10 minuti per vedere un paziente, ovviamente questo è il danno che viene fatto. Io sono che sono stata invitata a fare una relazione proprio su queste tematiche al Senato il 24 febbraio per fare un'iniziativa su arti-terapia, ma mi hanno invitato proprio per parlare di questa cosa e spero di, come si dice, lanciare la mia voce come tante ce ne sono, come tante voci nel dire noi parliamo di questo ci può aiutare a risolvere una serie di problemi, a limitare gli errori, a fare tutta una serie di cose. Dovete però ovviamente la parte della politica è fondamentale perché se poi non si ha, diciamo la formazione è fondamentale. Io sono d'accordo sul fatto che chiaramente devo essere anche in grado di leggere
una ecografia, ma attraverso questo esercizio forse riesco a leggerla meglio, ecco il fatto che ho l'immagine, quindi riesco a fare una lettura corretta delle immagini. Siamo d'accordo con tutto il resto e io devo dire, la cosa che mi ha stupito quando sono entrata in questo ambiente, con tutte le scarpe, perché adesso lavoro, diciamo, ho il mio laboratorio all'interno della facoltà di farmacia e medicina, quando qualcuno mi chiede che cosa si è laureata di storia dell'arte, rimango un attimo così, perché non capisco bene come io abbia, diciamo, però il preside della facoltà, il professor Carlo, si è innamorato di questa cosa, come i altri docenti di medicina, e ha permesso di cominciare a fare questa sperimentazione. E i discorsi però sono collegati da una parte alla formazione, che sicuramente può aiutare, ma poi abbiamo tutto il sistema, questo l'abbiamo visto anche in questo momento di pandemia, con tutte la medicina territoriale, piuttosto che sappiamo, voi lo sapete, poi chi è che del settore lo sa meglio di me, io perché appunto avendo una figlia che è medico di medicina generale, giovane, da 1 anno e mezzo, lei ha iniziato, cioè quando è iniziata la pandemia ad avere il suo studio, quindi potete immaginare, una ragazza giovane che fa questo tipo di attività, e in un momento come questo, e quindi diciamo tra i docenti di medicina che fanno attività in ospedale, una situazione familiare e essendo paziente, quello che vi ho già detto, so benissimo, sappiamo benissimo. La cosa però che mi ha dicevo, mi ha fatto stupito, ma sono rimasta, e però fa, diciamo, si accorda con quello che avete detto, con quello che hanno detto anche il medico di prima, quanto tanti medici in realtà si occupano di arte, sono artisti, oppure amano la musica. Insomma, questa cosa veramente rispetto all'arte io l'ho scoperta studiando, e alcune cose poi le cito anche nel libro, e questa cosa mi ha fatto veramente piacere, perché appunto, come dite voi, chi è forse di una certa formazione ha avuto o comunque ha avuto una sensibilità particolare per cui ha ritenuto che un certo tipo di attività potessero veramente essere utili, e per il rapporto con il paziente e per la cura di se stessi. Grazie. Ci sono altre curiosità, domande? No, mi sembra sì. Io non sono un medico, non dalla parte artistica. Uscendo, diciamo, dalla sala dell'ospedale, quando si arriva nel campo dell'assistenza, quando il malato è a casa, questa genere di formazione come può aiutare? Penso più nella parte empatica dei vari punti che abbiamo puntato. Allora, sicuramente può, non so, forse non l'ha finito? No. Allora, sicuramente può aiutare per quanto riguarda la parte empatica, la parte della comprensione, no? Quindi l'attenzione. Quanto è importante per un medico sapere se, a proposito di mettere il paziente al centro, se per esempio quel paziente ha dei familiari che si occupano di lui, se magari non è molto attento, o qual è il tipo di situazione familiare, o qual è la sua religione, che cosa mangia. Cioè, veramente alcune volte ci sono delle cose e qui noi pensiamo ma banale, no, perché se una persona mangia delle cose o non le mangia o altro, può andare a influire su quello che è la sua cura. Ma oltre a questo, solitamente come si può intervenire per esempio in pazienti che sono particolari? Per esempio formando i caregiver, cioè la persona che si occupa del paziente a casa può avere questo tipo di formazione che gli permette in qualche modo, perché anche lui o anche lei è una persona che cura
e quindi ha una responsabilità, ha una sua, diciamo anche lì, un suo approccio, e quindi può essere una persona che può imparare determinate cose da questo tipo di strumenti. Quindi diciamo, noi tuttiamo, è proprio una cosa che mi ha chiesto uno studente che io ho appunto fatto questa ricerca su lupus e il reparto di neurologia, adesso mi hanno mandato un altro studente per utilizzare questo tipo di attività per persone che hanno deficit cognitivi. E allora parlavamo proprio di questo, del fatto che mi diceva, dice, ma sai, vogliamo fare questa cosa a distanza? Dico sì, dico perché in presenza noi abbiamo il limite adesso, che è la mascherina. Queste sono attività che in qualche modo ci devono poter far guardare gli altri negli occhi, e questa cosa la tecnologia adesso ce la dà. E lui mi ha detto, ma se sono pazienti che stanno a casa e hanno questo tipo di difficoltà, cioè che se hanno questi deficit di tipo cognitivo, come fanno? E ho detto, se hanno dei deficit di tipo cognitivo, hanno sicuramente un caregiver, che sia un familiare, che sia una persona, e quindi noi coinvolgiamo anche i caregiver in questa attività, quindi a questo punto c'è un sostegno da parte del... È come il discorso adesso della medicina a distanza, no? Della telemedicina. Noi possiamo fare delle attività con i medici o ingegneri o per personale di cura. Si possono fare delle attività a distanza, ma quell'attività a distanza in alcuni casi deve prevedere comunque la presenza di un caregiver, e quel caregiver comunque deve essere formato. Quindi insomma effettivamente si deve fare attenzione a tutto quello che è il sistema, quindi il medico, per esempio l'esperienza che abbiamo fatto in un hospice appunto vicino a Trieste, l'attività di formazione è stata fatta mettendo insieme il medico, lo psicologo, l'assistente sociale, l'operatore sanitario e i volontari, e adesso ce ne sono di meno perché con il Covid ovviamente c'è questo limite, e si sono resi conto come tutti concorrono effettivamente alla cura del paziente, che anzi fare questa cosa insieme permette in qualche modo di comunicare meglio e quindi di migliorare quello che è la presenza rispetto a un paziente. Posso chiedere una cosa io? Cosa vuol dire di preciso olistico? Io proprio non so cosa vuol dire. Non so, scusate, non sono un medico, non so cosa vuol dire. Olistico. Olistico. Olistico, sì. Allora, olistico è una parola che significa comprendere tutto. Cosa significa tutto? Quando ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 48, ci dice che noi dovremmo trattare i pazienti in termini olistici, ossia secondo tutto il contesto sociale, l'aspetto psicologico, quindi andare oltre quella che è la patologia. Cioè noi abbiamo una persona che ti arriva e ti fa male il braccio, banalmente, dovremmo andare oltre e cercare di capire per quale motivo il braccio fa male, rispetto all'attività che fa, alla situazione familiare, alla situazione psicologica, oppure altro tipo di malattie, per esempio arriviamo fino alla situazione religiosa in cui delle cose vengono mangiate, altre no, oppure pratiche altre che vengono fatte. Quindi globalmente tutto, sì. Sia a livello sociale, sia cioè, la parte dei nervi, muscoli, l'apparato cerebrale, tutto quanto, insomma. Sì. Ambiente. Ok, grazie. Altre domande o considerazioni? Mi sembrano tutti soddisfatti. Allora, se volete, se siete interessati, qui c'è il libro in vendita, è uscito nel 2020, lo scorso anno. Lo scorso 2000, sì. Quindi è fresco, dai, diciamo, perché poi fra tutti i blocchi che ci sono
Sì, no, durante la pandemia è uscito il libro, per cui insomma e ci sta proprio in realtà poi parla di alcune, quando io l'ho scritto ancora non era partita, cioè quando ho cominciato a progettarlo e poi mi sono ritrovata che in realtà era interessante. E poi una cosa che volevo dire per chi avrà, diciamo, lo leggerà, mi farà anche piacere avere dei feedback e quindi attraverso di voi e anche delle ulteriori stimoli e consigli per poter andare avanti, perché mi piacerebbe insomma, in qualche modo. La pandemia non si sa, cioè c'è un termine che finisca o non finisca. Speriamo. Federico, non concludiamo così, dai. Ringraziamo. Mi è morto anche il telefono, adesso hai detto così il microfono. No, è morta la batteria. Insomma che finisca più presto, dai, per tutti quanti che stiamo scrivendo. Grazie mille Vincenza e grazie a voi. Bel convegno, bravo.